Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Spazio Più. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. Buongiorno a tutti. Ecco, iniziamo il nuovo anno con questa canzone che ormai è un'icona, no? Per tutte le feste di Capodanno. Vedo già collegato il co-conduttore Mimmo Magnetta da... Dove sei, Mimmo? Sono a Roma, sul grande raccordo anulare. Mi sono fermato appunto per sempre in giro, partecipare con sempre te. in giro, bello a te Mimmo, bello te. Allora, no, dicevo che oggi questa è la prima puntata dell'anno. Vabbè, ho voluto aprire con la famosa canzone di Lucio Dalla, L'anno che verrà, spettacolo. Ormai è una canzone che è un'icona per tutti i Capodanno, no? Quando si festeggia. Volevo ringraziare Natalia dalla regia, sempre gentile, perfetta. Solo con Mimmo ha problemi, non so perché, forse ma il fatto della pronuncia più che altro. Grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla polizia penitenziaria, al mondo carcere. Mimmo, oggi volevo aprire, ci saranno degli ospiti che interverranno a breve, ci sarà con noi la nostra segretaria regionale dell'Emilia Romagna e dopo il segretario della Sicilia, così facciamo nord e sud, no? Teniamo contenti tutti, Mimmo, per fare gli auguri. Rinnovo gli auguri a tutti i poliziotti. Al nord che ci sei tu? Al nord ci sei tu? No, Emilia Romagna è nord, Nord? Ah sì? Mi sembrava più centro. No, Emilia Romagna è nord. E poi ci sono io ovviamente che rappresento, diciamo, Lombardia, Piemonte, Veneto, tutto ci prendiamo. Detto ciò, volevo rinnovare gli auguri a tutti i colleghi, a tutti i poliziotti penitenziari che queste festività comunque hanno prestato servizio, hanno lavorato al servizio dello Stato con non pochi sacrifici, perché sappiamo bene che ci sono istituti che addirittura i colleghi fanno dalle 8 alle 10 ore fissi, quindi hanno fatto Natale e Capodanno in carcere, quindi tanti auguri a loro e veramente vi siamo vicini, perché sappiamo che è durissima lavorare in questo periodo e soprattutto passare queste feste lontano dai propri cari, quindi bene così. Mimmo, volevo aprire un tema che a me ha colpito in maniera particolare e sono letteralmente incazzato, che Mimmo, leggendo sono successe alcune situazioni sia in Sicilia che a Bologna. Ecco perché ho ritenuto opportuno fare intervenire Rosario Di Prima per la Sicilia e Anna Lamarca per l'Emilia Romagna. C'è stata l'altro giorno una rivolta alla Dozza dove 50 detenuti fuori dalle celle, ci sono stati un po' di agenti, di colleghi feriti, una decina. Quella cosa che a me ha fatto incazzare, lo dico volentieri e se vuole può pure intervenire, sono state le dichiarazioni del garante dei detenuti dell'Emilia Romagna. Okay, perché io dico sempre una cosa, quando si arriva poi a queste rivolte, a questi casini, la maggior parte delle responsabilità sono di chi magari aizza, no, la popolazione detenuta, perché io conosco personalmente il garante dei detenuti nazionale
L'avvocato Irma Conti è una persona squisita, è una professionista veramente esemplare, mai una parola fuori dalle righe e fa in maniera esemplare il proprio dovere. Invece ci sono alcuni garanti regionali, locali, che si svegliano e iniziano a sparare di tutto e di più. Indulto, amnistia, e cosa fanno? Aizzano la popolazione detenuta a far casino, non direttamente ma indirettamente, perché il detenuto che poi sente certe frasi non fa altro che cavalcarle e ne approfitta per creare disordini all'interno degli istituti penitenziari, soprattutto in questo periodo, comunque un periodo molto particolare. Detto ciò, ho letto delle dichiarazioni del garante dei detenuti dell'Emilia Romagna, dove addirittura gli hanno fatto una domanda sui telefonini e lui fa: facciamoci una domanda, chi fa entrare questi telefonini? Ebbene, signor garante, se lei lo sa, perché non ce lo dice? Perché accusare così in maniera generica chi lavora all'interno degli istituti penitenziari, non parlo solo della polizia penitenziaria ma di tutte le figure che lavorano all'interno degli istituti penitenziari, quindi è un qualcosa di abbastanza, direi, grave. Quindi se lei sa chi porta i detenuti all'interno del carcere della Dozza in questo caso o di altri istituti dell'Emilia Romagna, vada in procura, faccia i nomi oppure faccia chiarezza, lo dica lei chi è stato. È inutile che facciamo questi punti di domanda dove poi magari per me è un mio pensiero, manchi di rispetto a tutto il corpo di polizia penitenziaria e a tutti gli operatori che lavorano all'interno degli istituti penitenziari, perché purtroppo sappiamo che all'interno del nostro corpo, come in tutti i posti, ci può tranquillamente essere una mela marcia, ma a volte quando si parla va fatto funzionare il cervello, perché i discorsi vanno sempre generalizzati. Perché se noi parliamo del corpo di polizia penitenziaria e poi viene fuori un discorso del genere, magari chi legge può interpretare: ah, chi non conosce il nostro mondo, ah, ecco, questa è la polizia penitenziaria, porta i cellulari ai detenuti o altro. Non è così, anzi, i colleghi nel quotidiano si fanno un mazzo per cercare di ritrovare cellulari portati all'interno in tantissimi modi, perché sappiamo, l'abbiamo detto spesso, che vengono portati anche con i droni. Mimmo, spesso vengono portati all'interno degli istituti penitenziari con i droni e in passato purtroppo ai noi è stata portata anche la pistola. Quindi il mio è un discorso molto generale su alcuni garanti dei detenuti. Non serve aizzare la popolazione detenuta, non servono discorsi tipo amnistia e indulto. Ficcatevelo in testa che con questo governo non c'è né amnistia e né indulto. Questo governo ha investito tanto sul lavoro per i detenuti, perché è pure giusto farli lavorare invece che stare sdraiati su una branda 12 ore a guardare il soffitto o a creare casini e disastri. Ma certamente da questo governo non ci sarà né indulto né tantomeno amnistia. Anzi, questo governo sta facendo un lavoro immenso rispetto allo snellimento della burocrazia per ottenere la liberazione anticipata. Questa è un'altra cosa positiva che sta facendo a favore dei detenuti, perché magari ci vuole tanto tempo, ci sono la magistratura di sorveglianza ingolfata e questo governo sta facendo sì che magari si acceleri, no, questa opportunità evitando alcune situazioni riguardanti la burocrazia, e questo, diciamo, è venire incontro, no, alla popolazione detenuta. Però se i garanti continuano a dire amnistia, indulto, tiriamolo fuori, ma allora intanto fare il vostro lavoro significa trovare delle soluzioni dove i detenuti possano uscire e andare magari a scontare la pena in un'altra parte. Ma se c'è la maggior parte dei detenuti stranieri sono senza fissa dimora, senza residenza, senza domicilio, ma se pure li fai uscire dove li mandi? In stazione? Ma poi che continuate a urlare amnistia e indulto, provate 5 minuti a mettervi nei panni delle persone che hanno subito il reato da queste persone. Cioè, per 5 minuti fermatevi e pensate un attimo a una povera vecchietta che è stata rapinata dalla pensione, o chi è stato aggredito, è stato violentato, o addirittura parliamo di gente per tentato suicidio, omicidio. Quindi di cosa stiamo a parlare? Ma smettiamola, fate il vostro lavoro, la vostra è una figura importante se fatta in maniera giusta e non certamente cercando 2 minuti di visibilità su qualsiasi quotidiano per sparare le solite cavolate relative all'indulto e all'amnistia, perché ripeto e ne sono certo, con questo governo non ci sarà né amnistia né tantomeno l'indulto.
Io sono pienamente d'accordo nel rispetto per il rispetto delle vittime di reato, perché spesso tanti se lo dimenticano, ma se una persona è in carcere perché sta scontando una pena, è perché ha commesso un reato, e perché ci sono dall'altra parte persone che per il comportamento di questi personaggi hanno sofferto, stanno soffrendo o soffriranno. Mimmo. Sai, però ci sono anche tante richieste da altri ambienti, il nostro mondo è composito, il mondo in cui viviamo è molto composito, ci sta anche il Papa che appunto invita gesti, c'è il Presidente del Senato. Io in questi giorni sto leggendo tante altre dichiarazioni di gente. Tu prima hai detto appunto questo governo sta facendo in modo che appunto la magistratura di sorveglianza si dia da fare ancora di più. No, sta Ecco, accelerando, sta cercando di snellire, no, quelle che sono le procedure per la concessione dei benefici, perché comunque c'è una burocrazia assurda e si è ingolfata, no, la magistratura di sorveglianza, quindi sta perché cercando di trovare Antonio delle soluzioni. Antonio, non possiamo scordarci del fatto che ci sono la maggioranza dei detenuti che sono reclusi e che aumentano di molto quello che è la capacità di capienza dei detenuti. Ci sono tanti detenuti che non dovrebbero stare in prigione, ma dovrebbero stare nelle REMS, in altre, in altre istituzioni, insomma, perché un punto è gente malata. In carcere, giustamente voi, agenti della polizia penitenziaria, dal più basso grado al più alto, non siete specializzati, non siete stati istruiti a fare gli infermieri, insomma. Noi dobbiamo anche riconoscere questa deficienza in quello che è l'apparato delle prigioni italiane. Nelle prigioni italiane ci sono tante persone malate che non ci dovrebbero essere, e poi ci sono anche i tanti stranieri di cui spesso e volentieri in questa trasmissione, in questo spazio abbiamo parlato, e quello appunto di tutti i vari detenuti stranieri che potrebbero andarsi a fare la loro felice galera a casa loro. Penso che il governo dovrebbe appunto insistere su questi indirizzi qua. Certo è che se poi noi fra i magistrati, e qua appunto non parlo dei magistrati di sorveglianza, ma la magistratura in genere, passano il tempo a inventarsi le modalità per disfare quello che la politica, che il governo fa, che appunto noi viviamo in un paese in cui il governo appunto emana delle leggi, e poi ci sono dei magistrati, dei giudici a qualsiasi livello che prendono e le disattendono, addirittura trovano motivi appunto per contestarle. Sì, Questo forse Mimmo. è tutto. Sì, però noi sappiamo bene che grazie alla Lega, lo sottolineiamo, con la proposta del sottosegretario Ostellari e del sottosegretario Molteni, si sta cercando di trovare una soluzione per semplificare e accelerare le espulsioni dei detenuti extracomunitari, e su questo io credo che a breve potrebbero esserci delle novità, perché è fondamentale e importante semplificare e accelerare, perché magari qualche norma già c'è, però per poterla attuare veramente devi fare le capriole. Invece con una semplificazione e un'accelerazione magari sicuramente si arriva al risultato prima. Allora, con noi abbiamo la segretario regionale dell'Emilia Romagna del Sinape, Anna Lamarca. Ciao Anna. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuta Anna, Approfitto per fare gli benvenuta. auguri a tutti voi. Auguri, Grazie. buon 2026 anche a te, ai tuoi cari e a tutti i colleghi in servizio nel distretto dell'Emilia Romagna. Scusami, volevo solo ricordare i Grazie. numeri Sì. per intervenire, che sono telefonicamente lo 0292947222, ripeto 0292947222, e per i più timidosi, come dice Federico, WhatsApp è il 340 6709 659, ripeto 340 6709 659. Eccoci Anna, parlavamo di quello che è successo l'altro giorno alla Dozza. Sì. Quello che è successo l'altro giorno alla Dozza, io poi ho preso anche delle informazioni attraverso i colleghi che lì lavorano, e sono venuta a sapere che uno dei promotori
della rivolta, che ha visto interessati 50 detenuti che poi hanno appiccato dei materassi, creando del fumo, rendendo l'aria irrespirabile, e dovendo intervenire poi anche i vigili del fuoco, perché tutti i colleghi in servizio nell'istituto sono stati sono stati fatti confluire in queste sezioni interessate e sono stati chiamati anche tutti i colleghi accasermati. Considerando che si trattava del 30 dicembre, molti colleghi erano partiti per le meritate ferie del periodo natalizio. E, dicevo, ho preso delle informazioni e uno dei fautori di questa rivolta era già ben noto all'interno della Dozza, proprio perché aveva creato più di una volta episodi violenti, si era reso protagonista di una serie di fatti per cui tutti si sperava in un immediato trasferimento, parliamo già di ottobre, di questo soggetto, trasferimento che non è avvenuto proprio perché, come stavate dicendo voi poc'anzi, le carceri sono sovraffollate, non si riesce a mandare fuori nei loro paesi quelli che potrebbero scontare la loro pena lì. Ma perché non si riesce? Perché è una richiesta che viene fatta al detenuto. Il detenuto, ovviamente, sapendo come si sta nelle loro carceri, sapendo come si sta nelle nostre, sceglie di fare la pena da noi. Difficilmente viene mandato nelle carceri del proprio paese, a meno che non c'è un provvedimento di espulsione. Ma se io devo poter scegliere se farmi Natale alle Bahamas piuttosto che al freddo, e magari io il freddo non lo patisco, se permettete me lo faccio alle Bahamas, è normale. E quindi c'è stato questo epilogo dove appunto un detenuto di origine albanese, con la scusa di aver dichiarato al sanitario di turno di aver ingerito uno stuzzicadenti, voleva essere assolutissimamente trasportato in ospedale. Il sanitario ovviamente non ha prontamente dato seguito a questa sua richiesta, perché innanzitutto quando fanno delle affermazioni simili è da verificare, perché non è che uno dice ho ingerito una pila, ho ingerito uno stuzzicadente, ho ingerito uno spillo, ah sì, subito corriamo in ospedale. No, c'è da fare una verifica che lo fanno in maniera approfondita ed accurata gli esperti del settore dell'area sanitaria, dopodiché ci attiviamo noi. Al primo diniego del medico, il detenuto ha pensato bene di andare in escandescenza. Erano più o meno le 21 di sera, per cui capirete bene che già il turno a quell'ora non è proprio al massimo della presenza degli operatori, dei poliziotti penitenziari, perché molti smontano a quell'ora lì o addirittura un'ora prima. Assolutamente sì. Con le forze che c'erano in campo si è arginato questa rivolta, che si è riuscita a sedare più o meno intorno all'1 di notte. Quindi io mi immagino i colleghi che erano lì a fare un turno che finiva alle 21, ma in realtà che è iniziato alle 14 o alle 15 del pomeriggio, ma è finito intorno alle 2 o alle 3 di notte, perché all'1 ok, chiudiamo l'ultimo detenuto, però poi c'è da fare la conta dei danni, i verbali, vedere le condizioni dei colleghi. Ricordiamoci che 10 colleghi sono andati in ospedale, di questi 10, 6 sono stati attenzionati in maniera più approfondita perché avevano respirato fumo in maniera più importante rispetto alla totalità di quelli coinvolti. Però Anna, ti posso dire una cosa, la soluzione ce l'ha dal garante dei detenuti dell'Emilia Romagna, veramente, leggevo adesso il Corriere di Bologna, Corriere della Sera, edizione Bologna. Il garante dei detenuti serve l'indulto, perché per il garante la soluzione di tutti i problemi è l'indulto. La rivolta di Bologna è la seconda di questo fine 2025, ricorda il garante regionale per i detenuti Roberto Cavaliere, che chiede interventi su ampia scala per ridurre il numero dei detenuti, a partire dall'indulto. Quindi, ok, i detenuti si comportano una merda, fatemi passare il termine, perché quando fanno rivolte aggrediscono i miei colleghi, sono delle merde, e lo ripeto altre 10 volte, e noi allora, per dire bravi ai detenuti che avete fatto la rivolta, avete aggredito i miei colleghi, comportate una chiavica all'interno del carcere, io vi do l'indulto, perché ecco, vedi quando io dico
basta con queste dichiarazioni, perché queste dichiarazioni aizzano la popolazione detenuta, incentivano Sì, affinché questi sì, signori continuino a fare casino. Potete fare tutto il casino che volete, non ci sarà né l'indulto né l'amnistia. Basta, esattamente. No, facessero i garanti come si deve. Ripeto, io ho tanta stima del garante nazionale, l'avvocato Irma Conti, che mai e poi mai viene fuori con uscite simili, anzi molto equilibrata, e fa bene il suo lavoro, e spero che ma a me questi verrebbe da signori fare, prendano esempio dall'avvocato Irma Conti. a me verrebbe da fare anche un'osservazione. Parlare di indulto con delle persone che non rispettano delle regole, ce ne sono poche in carcere rispetto alla società esterna, tra di loro dicono. Sì. Se non rispettano quelle poche che sono in carcere, ma figuriamoci fuori. Quindi stiamo trasportando il problema da fuori, da dentro, scusatemi, a fuori. Io vivrei peggio sapendo che ci sono fuori più e più persone rispetto a quelle che già non riusciamo a A contenere gestire, e bravo. a gestire. Cioè io ho 2 figlie, di cui una minorenne. L'idea che possa uscire per strada anche in orari pomeridiani e avere contatti con questa gente che non ha scrupolo a minacciarti o a incendiare un negozio o a entrare in un negozio e dar fastidio agli avventori che onestamente entrano per consumare un caffè o una bibita e si vedono questi che minacciano. Io non vivrei tranquilla. Ultimamente mia figlia, la più grande, mi fa: io sono passata dall'avere come consiglio da parte di voi genitori iscriviti ad un corso di difesa personale, a consigli che mi vengono dati da più parti: è meglio se non esci. Ma veramente dobbiamo ridurre i nostri figli così, meglio che non esci? Bah, Perché se no chissà Anna, che puoi incontrare per strada. perdonami se ti interrompo, ma volevo terminare l'articolo, l'intervento del Sì, garante di Bologna. Dice che addirittura è preoccupante la frequenza di questi eventi critici nelle carceri, eventi che si caratterizzano per la perdita del controllo degli spazi detentivi da parte della sicurezza. Secondo il garante dei detenuti, la responsabilità di tutto ciò che avviene all'interno degli studi penitenziari è perché la polizia penitenziaria, quindi chi è demandato alla sicurezza all'interno degli studi penitenziari, ha perso il controllo o perde il controllo degli spazi detentivi. Ok. Poi, e conclude: difficile trovare un rimedio nella sola applicazione di sanzioni disciplinari. E certo, mo gli diamo un premio, magari il cesto natalizio, fai a rivolta e ti arriva il cesto natalizio, anche con provvedimenti penali. Ormai è sempre più necessaria l'adozione di strumenti più incisivi come l'indulto per alleggerire la pressione interna delle carceri. Ecco, questo è, me lo permettete, anzi non lo dico perché arriva una querela, quindi leggere queste cose per operatori di polizia che si fanno il mazzo tutti i giorni all'interno delle carceri, veramente è, non dico il termine, comunque fate voi, perché è assoluto, cioè succedono casini negli istituti penitenziari e i signori garanti regionali o cittadini o chi per loro se ne vengono fuori indulto o amnistia, invece di fare un mea culpa, perché se succedono i casini al carcere di Canicattì vuol dire che il garante di Canicattì non sta facendo bene il proprio lavoro, secondo me. Invece di accusare la polizia penitenziaria che perde il controllo della sicurezza o urlare indulto e amnistia, io farei un mea culpa. Non ho fatto bene questa volta il mio lavoro, perché se tu chiedi indulto e amnistia però non offri allo Stato, al governo delle opportunità o altro, signori miei, è meglio a volte stare zitti, che si fanno meno danni. Mimmo. Che ti posso dire, Antonio? Io penso che ognuno debba fare il suo dovere. Il garante dei detenuti giustamente fa la sua sceneggiata, perché non è che può dire altrimenti, insomma. E voi, agenti della polizia penitenziaria, siete fra l'incuria nel martello, perché siete lì fra uno Stato che potrebbe fare molto di più e una situazione appunto invece che vi comprime. Secondo me le responsabilità sono di altri.
La legge comunque consente, questo me l'hai spiegato tu, anche l'hai spiegato ai nostri ascoltatori in qualche trasmissione passata, è stata applicata una direttiva per cui se un detenuto commette dei reati all'interno del carcere, viene preso e spostato subito. No? No, viene poi E poi, denunciato, perché Mimmo, se ti ricordi oltre, bene, no, no, l'abbiamo no, 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 sì, data. oltre che denunciato, ma mi pare che a seguito di mi pare che sia successo a Como Certo, nelle ma ultime rivolte. anche a Opera di recente Sono c'è stata stati rivolta e i presi, detenuti devono essere immediatamente trasferiti in barba sono alla. stati presi, impacchettati e trasferiti. E poi Sì, comunque c'è da dire anche una cosa, se una persona detenuta commette dei reati all'interno degli istituti, si priva automaticamente di quelli che sono i benefici di misure alternative a cui potrebbe partecipare. Cioè questo, il problema appunto è questo, che quello che fanno o 5 detenuti o 50 detenuti non può condizionare la politica invece nei confronti dei restanti. Penso che a Bologna, oltre a quei 50 che hanno fatto questa rivolta, ce ne siano molti di più. E allora, appunto, quegli altri che si sono comportati bene, ma insomma, se a quegli altri gli si dà una chance in più, e soprattutto se ai detenuti che appunto hanno problemi di salute come le tossiche dipendenze, se fossero inviati invece in posti appositamente creati per le loro patologie, sarebbe meglio, sarebbe un alleggerimento sia per gli altri detenuti che devono stare in prigione e sia anche per voi. Insomma, bisogna appunto, questo secondo me è il momento del fare, non del recriminare. E dato che appunto al governo ci siamo noi, ma se il governo si deve dare da fare, insomma, è lui che deve risolvere le questioni. Mimmo, O no? certo, io concordo con te, però mi va di dirlo semplicemente perché ho la fortuna, o magari la sfortuna, no, di conoscere tante cose lavorando su Roma, stando su Roma, vedendo ciò che sta accadendo e quello che sta facendo questo governo, perché spesso, in generale, no, la prima responsabilità la si dà al governo, la si dà a chi gestisce o altro. Il governo, io ti parlo di questo governo qua, di creare il reato di rivolta, e sappiamo che è stato applicato perché ci sono stati i primi arresti a Latina, detenuti arrestati per reato di rivolta, e quindi pagheranno quello che hanno fatto. L'aumento delle pene per l'aggressione agli operatori che lavorano all'interno dei istituti penitenziari, mega assunzioni di personale di polizia penitenziaria, di personale civile, cioè che altro interventi strutturali con comunque la nomina del commissario per l'edilizia penitenziaria. Diciamo che tanti interventi sono stati fatti, tanti ancora devono essere fatti, perché effettivamente i numeri sono ancora bassi se parliamo di organico di polizia penitenziaria, e su questo siamo d'accordo. Però se giustifichiamo, non tu, io parlo in generale, atti come questi, come continue rivolte o aggressioni, e diamo la responsabilità allo Stato, vuol dire che, non tu, ripeto, io mi riferisco ad altri, vuol dire che ognuno di noi non sta facendo il proprio dovere. Oppure abbiamo bisogno di, perché Antonio, fatti sì, interrompere. Forse il problema è un altro, che noi paghiamo lo scotto di decenni di bravo, completa bravo, inattività. bravo. Però il problema appunto è se non ci possiamo appunto stare a trasformare. Io leggevo in questi giorni dei 2000 nuovi assunti per i Ecco, prossimi 2 anni a ci volevo venire. arrivare dopo. Allora, sono 2000 assunzioni straordinarie. Ciò significa che non sono 2000 assunzioni nel biennio 2026-2028, sono 2000 assunzioni in più a quelle già previste, che ci saranno perché dovranno andare a coprire il turnover. Quindi quelle assunzioni più 2000 assunzioni, non sono 2000 assunzioni 26-28, perché voglio solo ricordare 20.000, Antonio, 20.000, non 2.000. Mimmo, Si tu hai risolverebbe detto, il problema del lavoro per tanti. tu hai detto una cosa santa prima, sacra, hai detto stiamo pagando lo scotto del nulla fatto dai governi precedenti, e sottoscrivo. Io voglio ricordare che se parliamo di polizia penitenziaria,
in questo biennio, il biennio triennio veramente 22-25, il triennio 22-25, questo governo ha assunto più di 12.000 poliziotti penitenziari, senza parlare dei funzionari giuridici pedagogici, dei direttori e dei comandanti, perché ad oggi possiamo dire tranquillamente che in quasi tutti gli istituti c'è il direttore e il comandante. Fino a prima del 2022 c'era un direttore che faceva 6 carceri, 5 carceri, un comandante che ne faceva 3, quindi va vista sotto quest'ottica, e chapeau a chi sta lavorando per andare in questa direzione. Però c'è da dire che ovviamente i pensionamenti sono stati tantissimi sono stati i colleghi che sono usciti dal corpo, chi per pensionamento, chi magari ha trovato altro o per altre dinamiche. Niente, abbiamo la pausa, Mimmo, Anna, torniamo subito. Ok. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Eccoci tornati in diretta. Con noi abbiamo anche Rosario Di Prima, il nostro segretario della Sicilia. Ciao Rosario, buongiorno e buon 2026. Buongiorno, auguri, buon anno. E anche lì in Sicilia, anche quelli di Siracusa, non è che è finito bene l'anno e non è iniziato bene. Rosario, con noi abbiamo Mimmo Magnetta, il co-conduttore che è collegato da Roma, e abbiamo Anna Lamarca, la nostra segretaria dell'Emilia Romagna Marche. Quindi parlavamo di alcune dinamiche che accadono nel quotidiano all'interno degli istituti penitenziari, no? Io concludo il mio passaggio leggendo quello che dichiarava il garante, che dice che la polizia penitenziaria perché parla di polizia penitenziaria, perché chi è che deve garantire la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari? La polizia penitenziaria ha perso, secondo il garante, magari gli spazi e altri. Voglio dire al signor garante che spesso noi non siamo messi in condizione di fare il nostro dovere, perché se la polizia penitenziaria interviene in maniera più aggressiva, perché vi voglio ricordare che c'è l'uso consentito della forza, questi colleghi poi sono costretti a andare incontro a dinamiche, a situazioni non proprio piacevoli, perché abbiamo le procure che intervengono, abbiamo da spendere i soldi per l'avvocato, abbiamo le sospensioni sospensioni dal servizio, anche se il nuovo governo ha messo, comunque ha istituito la tutela legale, 10.000 euro per ogni grado di giudizio per fatti attinenti al servizio, è stata tolta la sospensione cautelativa. Quindi, però, voglio dire, a volte, ripeto, questi garanti, secondo me, a volte fanno meglio a stare zitti che invece di dire certe cose che comunque possono tranquillamente mettere a repentaglio la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Rosario, cosa è successo a Siracusa? Cosa succede? A Siracusa è successo un fatto abbastanza strano. Dal giorno 18 dicembre che i detenuti della media sicurezza non entrano, non vogliono essere gestiti, si autogestiscono e fanno tutto ciò che non è possibile assecondare. Qualcuno ha messo pure le immagini su TikTok, quindi ci sono i telefoni all'interno. Allora, dopo giorni di mediazione, dopo giorni di ragionamenti, discussioni, interventi di magistrati di sorveglianza, interventi della polizia penitenziaria, interventi della direzione,
i detenuti non lo vogliono sentire. Tutto nasce per un problema stupido, forse dal nostro punto di vista, però se lo analizziamo possiamo dire che forse è veramente stupido il problema. Hanno lamentato la mancanza di acqua calda, ma non è vero, l'acqua calda c'è. Però in un sistema familiare, facciamo un ragionamento così almeno capiamo, in un sistema familiare se io ho un boiler che mi riscalda 1000 litri d'acqua, io questi 1000 litri d'acqua li consumo nell'arco di mezza giornata, è chiaro che devo dare il tempo per potersi riscaldare oppure attendere per avere di nuovo l'acqua calda. Riescono a farsi la doccia 2 volte al giorno, non una volta, 2 volte al giorno ad avere l'acqua calda. La sera, alle 10 di sera, si spengono anche per ragioni di sicurezza i boiler e quindi non ci sarà forse l'acqua calda. Non possono lamentare che durante il giorno viene a mancare. Hanno lamentato che l'ambiente è sporco, hanno lamentato che ci sono le zecche. Voglio dire, cose abbastanza delicate e strane, perché mai nessuno lo ha certificato realmente. In ogni modo, dei pretesti per iniziare una protesta, che poi loro, al di là della protesta pacifica, che non è pacifica, perché se fosse stata pacifica, all'atto in cui si è tentato di mediare, quindi la mediazione, la discussione, il ragionamento, vediamo come, perché, dove si può arrivare, avrebbero dovuto cessare il loro atteggiamento ostativo nei confronti dello Stato, della polizia penitenziaria. Quindi allora se il garante parla, la polizia penitenziaria perde, cosa perde? È lo Stato che perde, non è quel gruppetto di uomini di polizia penitenziaria, è lo Stato, se lo Stato non è capace di essere presente, che perde. Quindi se noi tutti dobbiamo rispettare le leggi che il Parlamento ha fatto, le dobbiamo rispettare, tutti. Noi siamo preposti a fare rispettare le leggi. Ma voglio dire, un tentativo di mediazione c'è stato, ripeto, il tentativo di entrare, ma non con la forza, perché all'atto in cui qualcuno ha tentato, pensava di poter sbarricare, che è così il termine, quel gruppetto di detenuti, i detenuti hanno utilizzato gli idranti, hanno picchiato qualche agente pure. Però il fatto strano, escono, vanno a fare i colloqui, ritornano e sono barricati, stanno all'interno. La mediazione ha permesso solo una cosa, che il personale di polizia penitenziaria la mattina fa la conta, quindi controlla, si mettono davanti alle celle, però non vanno a entrare, quindi quel povero agente timido magari entra, guarda, conta ed esce fuori, stop, perché sono liberi e fanno tutto quello che vogliono durante la giornata, spaghettate, giocate a ping pong, tutto quello che hanno messo su Facebook, su TikTok, è vero. C'è un... Ma qui, Rosario, perdonami se ti interrompo, qui hai ragione tu, sta perdendo lo Stato, perde lo Stato, non perde la polizia penitenziaria. Questo è un qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Questi devono essere pigliati, tutti i detenuti protagonisti di questa rivolta, devono essere mandati. Dove sei? In Sicilia? Io ti mando in Piemonte, in Veneto, in Lombardia. Sì, ma in barba alla territorialità, perché comunque se tu dimostri di non saperti comportare, tu in Sicilia non ci puoi stare, punto. Ci vorrebbe un procuratore o qualcuno che si assumesse la responsabilità di dire entriamo con forza. Sì, ma a prescindere, sì, Rosario, a prescindere di entrare con forza, noi fortunatamente c'è una parte di legge che ce lo consente, che è quello l'uso del consentito della forza. Però a prescindere, non stanno usando violenza. Sì, ma assolutamente. Ecco, però non stanno usando violenza. No, anche i detenuti è accaduto quando il giorno 28 hanno tentato di entrare, i colleghi al primo piano sono entrati e i detenuti sono ritornati, al secondo così, al terzo no, gli idranti, anzi sono impossessati gli idranti e hanno pure picchiato un agente. Rosario, però capisci, almeno come la vedo io, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. I detenuti che si sono resi responsabili di questi comportamenti vanno immediatamente allontanati. E ripeto, di dove sei? Siciliano? Perfetto, te ne vai
nel Veneto, in Piemonte, in Val d'Aosta, a farti la carcerazione lì, ripeto, in barba alla territorialità, perché se la Allora responsabilità è tua, l'amministrazione ma è certo, ma su questo poi dovrebbe sicuramente mandare immediatamente 500 certo. uomini per far fronte a queste emergenze. 500, non stiamo parlando di 100, di 10, 20, perché lì ci sono 400 detenuti. 400. Sì, È sì, un ma istituto che ha 600 e rotte detenuti, è l'istituto più grande, è il secondo dopo Pagliarelli in Sicilia. È sottodimensionato degli organici, ha difficoltà gestive, c'è un comandante che in malattia non c'è già da un paio di mesi, un altro il vicecomandante che è stato trasferito, assegnato a un istituto anch'esso importante con le piazzolanze, è rimasto un solo vicecomandante e non ci sono ispettori, non ci sono sovrintendenti, c'è la sorveglianza generale la fa un assistente capo anche nei turni mattinali, quindi c'è una situazione abbastanza delicata che va posta all'attenzione seria dell'amministrazione. Noi non abbiamo voluto alzare polveroni o quantomeno scagliarci contro nessuno, perché in questi casi bisogna fare fronte comune. Bisogna fare sindacato costruttivo perché come organizzazioni sindacali, come personale di polizia penitenziaria e amministrazione, fronte comune. E allora ragioniamo con la magistratura che eventualmente domani mattina dovrebbe indagare, con il governo che dovrebbe dare le giuste fare le giuste operazioni, come già hai detto bene tu, le sta facendo, ma tutti assieme ragionare a cosa fare in quel caso specifico, perché quel caso specifico diventa un caso nazionale e quel caso nazionale potrebbe propagarsi a macchia d'olio in tutti gli istituti siciliani e nazionali e italiani, ed è pericolosissimo. Io vorrei capire, sì, lì pure il magistrato di sorveglianza c'è stato per ragionare e tentare di mediare, ma quando qualcuno dice sì, la realtà è quella, forse hanno ragione, dobbiamo chiudere questa sezione, come, dove, quando, dove li spostiamo? Tu bene dicevi, dobbiamo spostarli, come li spostiamo? Abbiamo gli istituti saturi, ed è vero, e stiamo gestendo una situazione nazionale difficile. Quindi non è di vero, critica qualcuno, di grande difficoltà, semplicemente perché il numero è veramente però altissimo. nessuno può dire che in questo momento le carceri sono totalmente abbandonate, perché Assolutamente no, perché non è così, non è così. La polizia penitenziaria ancora è C'è, è tiene. presente e fa un grandissimo lavoro, ma Rosario, si è visto in tante situazioni accadute ultimamente. Io voglio ricordare quella di Como, dove comunque grazie al grandissimo lavoro della polizia penitenziaria, del reparto di Como e degli altri reparti della Lombardia, che è rientrata nel giro di qualche ora, e grazie al grandissimo lavoro del corpo di polizia penitenziaria, perché i carceri non sono abbandonati. Semmai c'è stata una politica carceraria negli ultimi anni, prima di questo governo, che è stata assolutamente disastrosa, con abbandono totale. Quello sì, lo Stato ha abbandonato i suoi dipendenti, ma che le carceri siano in mano ai detenuti, questa è un'affermazione che fa assolutamente ridere, se non schifo, perché non è proprio così. Dice così chi non conosce le realtà carcerarie, perché se un carcere è in mano ai detenuti vuol dire che il poliziotto penitenziario, il comandante, il direttore, i responsabili di quell'istituto non sono buoni e vanno immediatamente rimossi. Per a me non risultano carceri in mano ai detenuti. Perciò dico che secondo me, davanti a eventi del genere, dove il detenuto non dimostra assolutamente la volontà, non vuole rispettare le regole, non è avvezzo al rispetto delle regole, al rispetto della legge, va assolutamente, secondo me, allontanato in altri istituti. Quindi è logico ed è giusto fare questo, ma intervenire in tempi rapidi. Assolutamente sì. Poi noi abbiamo avuto un altro caso, non di intervento di criticità, bensì di pericolo. Noi abbiamo l'ASP di Agrigento che ha disattivato da ieri il servizio sanitario dalle ore 20 alle ore 8.
Servizio sanitario continuativo, per chi ci ascolta e magari non conosce alcune dinamiche del mondo carcere, c'è il servizio sanitario che è presente in tanti istituti, H24, il presidio sanitario, e in questo caso Rosario ci sta dicendo che comunque a Siracusa è stato disattivato dalle 20. No, non a Siracusa. È dove? A Siracusa, nella provincia di Agrigento. Nel carcere di Agrigento. L'ASP di Agrigento ha deciso di disattivare per Sciacca, per la casa circondariale di Sciacca. Avevo capito male io. Noi sappiamo perfettamente che sono presenti detenuti anche psichiatrici. Ecco, volevo dirlo, Rosario, a chi ovviamente non conoscendo le dinamiche penitenziarie magari dice cosa c'entra l'ASL e il trattamento sanitario col carcere. Significa che quando un detenuto, soprattutto oggi i numeri sono alti, no? Di detenuti psichiatrici all'interno degli istituti penitenziari, detenuti che hanno bisogno comunque di assistenza sanitaria, e tu mi togli il medico presente dalle 8 di sera alle 8 di mattina, significa per la qualsiasi devi portarlo al pronto soccorso, significa distogliere dal servizio 4-5 unità, se li trovi, ringraziando a Dio se li trovi, bravo. Ecco, capite il disagio che crea questa cosa, e Rosario ha fatto bene ad evidenziarla e a denunciarla, perché è un qualcosa che non sta né in cielo né in terra, perché un detenuto che ha un semplice malore, ma nulla, che può essere risolto con una visita fatta dal medico dell'istituto, presente in istituto, no, tu sei costretto, perché ovviamente nessuno si assume responsabilità di dire non è nulla, se ne parla domani, a portarlo al pronto soccorso, e quindi i movimenti si triplicano, la sicurezza va a farsi fregare, perché di notte distogliere 3-4 unità da un istituto penitenziario è un qualcosa di veramente praticamente improponibile. Anche se non si dovesse distogliere il personale dall'istituto, ma dovrai aprire l'istituto a un estraneo, che non sai chi è il medico accreditato, ma non sai chi è. Bene, è il medico accreditato che potrebbe essere, però non sappiamo, quindi tu non hai la possibilità di intervenire per vedere se è uno che veramente è medico per il bene, se qualcuno non ha simulato all'interno, e tu apri l'istituto a un estraneo. È grave, lo hanno tentato anche in altri. Questo è a Sciacca, in provincia di Agrigento, no? L'anno scorso, perché in Sicilia negli altri istituti credo che sia comunque presente, no? L'H24, l'assistenza sanitaria. Sì. L'anno scorso hanno tentato su Caltanissetta, l'ASP di Caltanissetta, a fare questa operazione. Sono intervenuto, per fortuna hanno ripristinato. Adesso sono intervenuto nuovamente, speriamo che ci ripensino, perché loro non si rendono conto che è una comunità, piccolo o grande che sia, è una comunità, certo. E quella comunità va gestita. E non è un paese, cioè la gente spesso non capisce che un istituto penitenziario, partendo da quelli medio-grandi, sono dei piccoli paesi, dei piccoli centri dove vedi di tutto e di più, e c'è di tutto e di più. Cioè la persona che rispetta le regole e le leggi, e c'è chi le regole e le leggi se ne frega. Vedo Mimmo perplesso, perché tu devi capire, Rosario, rispetto a te io ho una sfortuna, è quella di vedere collegato il nostro co-conduttore da Roma, Mimmo Magnetta, che non è tutto sto bel vedere, però lo vedo perplesso. Dimmi, Mimmo. Che devo dire? Cioè, se d'altronde se il carcere è l'immagine riflessa del paese, succede in carcere quello che succede anche fuori. Cioè, quando uno sta male, invece di rivolgersi al medico, il cosiddetto medico della mutua che c'era una volta, piglia al pronto soccorso. E se nella prigione di Sciacca non c'è il medico, è normale che appunto se un detenuto ha dei problemi sanitari debba essere portato al pronto soccorso. E qua mi sembra che non gliene frega niente a nessuno di quello che voi, poveri cristi del corpo della polizia penitenziaria, vi ritrovate appunto a dover subire, perché è una cosa veramente inascoltabile sta cosa. Cioè, a chi bisogna rivolgersi? Ci dovrebbe essere un'autorità statale competente per queste cose. Ci dovrebbe essere il prefetto che deve intervenire in situazioni del genere. Perché comunque riguarda l'ordine pubblico, certo, assolutamente sì. Ma Rosario, come diceva prima, l'ha già risolto in altre realtà, e sono certo che risolverà anche questa volta. Noi come organizzazione sindacale ne siamo molto presenti, quindi sono
in Sicilia soprattutto sono più che convinto che la soluzione al problema la si trovi. Sì, perché caro Antonio Fellone, non fosse mai che nel carcere di Sciacca muore qualcuno, poi sono i cavoli amari, i cavoli sono senza zucchero, sono appunto delle persone preposte alla loro custodia, e quelli siete voi, insomma. Certo. Anna, ma in Emilia Romagna com'è la situazione per quanto concerne la presenza H24 della sanità? Allora, ci sono degli istituti in cui succede esattamente quello che c'è a Sciacca, ovvero che fino alle ore 20 sono pochi, per fortuna, questi istituti, pochissimi, tipo Castelfranco Emilia, tipo l'IPM. Cosa strana, l'IPM di Bologna ha il presidio sanitario fino alle 20, che secondo me è vergognoso. Un istituto per minori che dovrebbe essere maggiormente presidiato invece ha il medico fino alle 20. Altri istituti invece ce l'hanno H24, il che è una sicurezza per noi, sotto 1000 profili. Può succedere che durante la notte un detenuto sia realmente male, quindi a me è successo durante un turno di notte che c'era un sospetto infarto. Avere un medico lì che subito si rende conto della gravità della situazione salva una vita. Esatto. Assolutamente sì. Il fatto che al di là adesso del reato e tutto quanto, perché ci sono anche detenuti, come diceva Mimmo all'inizio del collegamento, che si sanno comportare, sanno rispettare le regole, vogliono farsi il loro percorso di detenzione, di reintegrazione dopo fuori, e quindi non fingono, dicono la verità anche su quello che è un loro malessere fisico. Salvare una vita è per noi una fonte di diciamo di riconoscenza anche da parte dei familiari, che ricevono una telefonata per dire guardi il suo familiare è in ospedale ma sta bene, piuttosto che guardi il suo familiare in ospedale in camera mortuaria. Cioè c'è una grande e grossa differenza. No, ma ci sono anche delle responsabilità a prescindere dalla comunicazione. Cioè un operatore che esce, una persona che esce di casa per andare al lavoro certamente non vuole andare incontro a certe dinamiche, assolutamente a certe responsabilità. Quindi avere un medico 24 all'interno di un istituto, secondo me dovrebbero averlo tutti gli istituti. E laddove ci sono poi dei ravvedimenti, delle prese di posizione, delle decisioni differenti, dove tu fino ad oggi ce l'hai, da domani non ce l'hai più, cioè questo potrebbe essere un motivo che crea panico, ma da ambo le late, sia dalla parte della popolazione detenuta che da parte degli operatori penitenziari e non. Perché anche un educatore che fa un colloquio e mentre durante il colloquio c'è un detenuto che dice io ieri sera stavo male ma nessuno mi ha potuto visitare, cioè è un fallimento dello Stato. Vabbè, però Anna, perdonami, spesso i detenuti si inventano pure delle belle storielle. Sì, certo, io vi ringrazio. Sì, perché io ci sono detenuti e detenuti, la maggior parte, soprattutto di quelli stranieri, si inventano tante di quelle barzellette, noi ne sappiamo qualcosa. Quindi niente, Anna, io ti ringrazio. Una cosa, Antonio, scusami, sì. Il garante su questo cosa dice? No, guarda, Rosario, sulla prima parte io ho espresso un mio pensiero, una mia idea, soprattutto verso i garanti regionali, perché ultimamente vedo tanti di quegli articoli dove tutti richiamano all'indulto, all'amnistia e altro, e dico forse è meglio in certe circostanze di fare silenzio, che forse magari spesso si fa più bella figura, lo sai. Quindi perché se tu richiami continuamente indulto e amnistia non fai altro che aizzare la popolazione detenuta, e certamente noi non ne abbiamo bisogno in questo periodo storico. Non è un bene per la società. Bravissimo. Io vi ringrazio Anna e Rosario, veramente buon 2026 a voi e a tutti i colleghi in servizio in Sicilia e in Emilia Romagna. Grazie. Ancora tanti auguri, buon 2026, grazie per essere intervenuti. Grazie. Buona giornata. Grazie a voi, a presto. Ma veramente ce l'abbiamo in diretta? Ma dimmi che non è vero. Mimmo, sorpresone, sorpresona.
Sì, avrei chiamato Sentiamo. prima, ma c'ho tutte le linee occupate, quindi Ci abbiamo alla fine- Federico, l'uomo che stiamo cercando da 2 giorni, non lo troviamo perché Sì, è giustamente perché carcerato. lavora, No, lavora, giustamente. Sono uno dei pochi che in carcere non c'ha il cellulare, perché ormai i nostri clienti ce l'hanno tutti. Fede è un uomo giustamente carcerato. Federico. Ma per davvero, non mica- Ciao Fede, buon 2026, Fede. Grazie, buon anno a tutti, speriamo che sia meglio di quello che è passato, perché chiudiamo un anno davvero, purtroppo va detto, in situazioni dure. Quindi quello che è successo a Siracusa è stata la ciliegina sulla torta. Sì, ne Succederà parlavamo sempre- prima. Sì. sempre più spesso purtroppo, e la situazione è grave e secondo me l'amministrazione penitenziaria continua ad averne la responsabilità. Voglio ricordare che Sciacca è un carcere minuscolo e da No, anni quello che è deve accaduto chiudere. però è accaduto a Lo so, a però, Siracusa. Antonio, è un problema di organizzazione, non possiamo continuare a disperdere personale in carceri piccoli. Abbiamo carceri che cadono a pezzi come Regina Coeli e San Vittore. Abbiamo carceri come la Giudecca che devono chiudere su promesse politiche da anni, e quando c'è la marea alta la Giudecca si allaga. Cioè, siamo sempre fermi là, sembra che è come il gatto pardo, tutto cambia per mai cambiare, anzi peggiora. Abbiamo i ragazzi che arrivano dal corso che vedono come l'andazzo, o se ne vanno a casa o si rifiutano di montare nelle sezioni. Il sindacato, che purtroppo molte sigle sindacali, tranne una, fanno le guerre per cosa? Scusate, anche qua però lo devo dire, c'è il concorso ispettori che giustamente se lo vinci vai a coprire le sedi dove mancano. No, hanno fatto una guerra per far sì che chi ha la carriera interna rimanga nella sua sede. Cioè, ma stiamo scherzando? E poi abbiamo carceri intere zone d'Italia dove manca il sottufficiale. No, ma ha fatto riflettere, Fede, perdonami se ti interrompo, ma Antonio, vanno dette sì, cose. sì, no, ma ha fatto che no, il sottosegretario Del Masso, mi dispiace, so che non le devo parlare male, però oltre che a fare il giro non è stato fatto. Le assunzioni è vero che ci sono, ma stanno andando in pensione una marea di persone. Si chiede sempre di più ai colleghi più anziani, perché i giovani vengono, vedono l'andazzo e ribadisco, o si rifiutano di montare nelle sezioni o si dimettono. Insomma, se questa è una cosa normale, io dico solo una cosa, che o si rivede tutto il modello, si fa una bella regione, si commissaria finalmente, o segniamo così i casi di Siracusa saranno all'ordine del giorno. Mi dispiace dirlo, ma la situazione è grave, la barca continua a imbarcare acqua. Poi abbiamo anche la Corte Costituzionale che si mette contro, perché una delle poche cose buone che era stata fatta dal sottosegretario Andrea Ostellari, la liberazione anticipata come in Germania e come in tanti paesi civili, sappiate che pochi giorni fa la Corte Costituzionale ha detto che non è giusto che i detenuti non la richiedano loro, e non è giusto l'automatismo, perché il Tribunale di Sorveglianza deve valutare volta per volta. Da qua così non se ne esce più. La situazione è grave. Avanti così, senza un segnale forte e un cambiamento netto e profondo, non si va avanti. Anzi, la situazione è gravissima e questo va detto. È un anno che comincia molto male. Va bene, Fede, noi continueremo questo discorso sicuramente venerdì prossimo, perché Natale mi sta già minacciando. Ha detto siamo in chiusura, la regia ha detto che dobbiamo chiudere. Volevo ringraziare Mimmo in diretta da Roma. Dove sei? A Centocelle hai detto? No, sto sulla corda anulare in direzione Napoli. Ma sei a Voglio piedi, scendere Mimmo? verso Napoli. Sei a No, piedi? sto con la macchina. Ah no, perché ti ho visto a piedi, è un'ora che sei a piedi, dico magari sta facendo il Sì, cammino, sì. il cammino, No, aiutami sì. Fede, il film Del divino amore, del del divino amore, Antonio. giusto, il cammino del divino amore. Mimmo, allora buona continuazione di viaggio, salutami Napoli. Goditi la Viappia, Mimmo. Goditi la Viappia. Statemi bene tutti e due. Ciao Fede. Fate attenzione, capito? Fate attenzione soprattutto a uno in particolare. Poi tanto è già acqua scappato. già entra, siamo già sommersi, Mimmo, tranquillo. Vabbè, ok, ciao Mimmo, buona Befana. Buona Befana a te, anzi festeggerai in modo particolare tu Mimmo sicuramente. Vabbè, un abbraccio, ciao Mimmo. Fede, ciao. Sì? Ci sei? Niente, Sì. noi ci vediamo venerdì, spero di vederti di presenza, se ci sei ci sarò. Fammi sta promessa in diretta, se tu ci sei di presenza ci sarò anche non lo so che faccio venerdì, secondo me lavoro a turno. Dobbiamo chiudere Fede, Natale è lì già che mi ha puntato l'arma. Va bene, non Niente. ci sono venerdì comunque. No? No, faccio 16-24, così anche in diretta lo sanno. Ok, vabbè. Ciao Fede, buona giornata. Grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica la Polizia Penitenziaria a Mondo Carcere. Mi lasci solo
10 secondi, no, dobbiamo chiudere. Viva la Polizia Penitenziaria Versinap e buona giornata a tutti.